una cosa interessante della tua biografia artistica è che di te si sono occupati Alessandro Quasimodo, che è figlio del premio Nobel Salvatore Quasimodo, e poi ancora Ignazio David Buttitta, che è il nipote del più celebre Ignazio Buttitta, e poi ancora Tina Piccolo, Max Ponte, Giuseppe Ladelfa stesso, Giorgio Barberi Squarotti, insomma tantissime. E poi le poesie di Gero Miceli si confondono, ecco, diciamo così, tra virgolette, assieme ai lavori, ai capolavori di Mario Luzzi, della Maria Luisa Spaziani, che io ho conosciuto tempo fa proprio a Racalmuto, Salvatore Di Marco, ecco, di nomi importanti che si aggiungono a questo giovane di Grotte e che diffonde il nome della provincia di Agrigento e quindi della Sicilia attraverso la sua attività letteraria e poetica. E allora, quindi si presuppone che ci sono già altri lavori messi da parte e pronti per la pubblicazione. Sì, in realtà già effettivamente da tempo, un po' perché a volte sono ozioso forse nel prendermi tempo per fare le mie cose, mentre magari con piacere mi lancio nel dare una mano nelle giurie o fare delle recensioni per le riviste. Comunque sì, in realtà in questo momento sto lavorando contemporaneamente a due opere. Una è un piccolo libretto di poesie religiose, che dovrebbe chiamarsi, come per il CD, 70 voti setti, dalla poesia omonima che sarà contenuta. Un altro lavoro invece sto pensando un pochettino più in grande, sempre poesia dialettale, però diciamo sto pensando a alcuni accorgimenti e delle cose per le quali spero trovi apprezzamento, ma comunque penso che senza troppe difficoltà potrà uscire facilmente fuori dai confini regionali, quindi al di là dei limiti che impone un dialetto, e speriamo che perlomeno che si faccia comprendere da molti, anche se l'apprezzamento poi è soggettivo e si vedrà. Ecco perché oggi nell'era di internet, nell'era di Facebook, dove tutto è comunicazione continua, ecco perché un giovane che vive in questa provincia, che tuttavia rimane un po' isolata, perché scrivere in dialetto? Beh, il dialetto, poco fa ci siamo passati così accennandolo, appunto, già da bambino io trascorrevo intere giornate con i miei nonni, che ho ancora, soprattutto i nonni materni, che ho ancora la fortuna di avere tutti e due, anzi li salutiamo, che sicuramente... Salutiamoli, salutiamo. E loro sono state una fonte importante nello sviluppo del bambino e di me poi ragazzo, no? Tramandandomi, facendomi apprezzare parole sconosciute che per me magari erano nuove. Oggi magari i giovani della mia età difficilmente sanno che cos'è una chicara, un emmolo, no? Giugnetto. Le tradizioni popolari, io preferivo che mi raccontassero le storie di Giufà, per dire, alle fiabe più note. Però in realtà scrivo anche in italiano, dipende da come viene, da come viene il momento. Secondo te può interessare ai ragazzi, ai giovani come te, come noi, insomma, può interessare la poesia, la scrittura in dialetto? O c'è questo tentativo, e lo si vede proprio quotidianamente anche con i cellulari, di ridurre sempre per mancanza di tempi, di spazi? Ecco, in questo senso ti chiedo, perché scrivere in dialetto? Beh, forse c'è anche il bisogno di preservare quelle che sono le radici, no, culturali di un popolo. Ma in realtà penso che comunque, seppure già la poesia oggi è relegata a un settore, un fenomeno culturale di nicchia, viene letta poca, già grandi poeti che vendono 1000 copie,
sono fortunati. Penso che comunque il dialetto è già la poesia dialettale o in dialetto, meglio in dialetto, è nicchia nella nicchia, però per fortuna in Sicilia c'è un vasto numero di poeti, di autori che scrivono anche in dialetto, alcuni anche giovani, giovani e meno giovani. Penso che il problema di preservare appunto il dialetto si pone, però lo vedo ancora comunque come una lingua viva che riesce a parlare, a comunicare al pari di altre lingue, è un codice espressivo, anzi forse alcuni termini in dialetto rendono meglio di altri in italiano. Quindi allora qualcosa che uscirà da qui ai prossimi mesi o appunto a parte quei due lavori c'è, nel senso che sono già in fase di stampa o ancora c'è? No, al momento c'è un bel lavoro di Laborlime e poi soprattutto per quell'opera per cui come dicevo, sto pensando un pochettino più in grande, dovrò poi aspettare anche i tempi di alcuni che mi collaboreranno, se andrà in porto, vedremo. E questo insomma mi pare che l'inizio è buono, anche perché appunto il libretto Cori di Gero Miceli ha avuto un grande successo, ricordiamolo, stampato, un successo inaspettato, stampato per i tipi della casa editrice Medinova. Adesso poi c'è questa nuova antologia poetica di cui appunto Miceli ha scritto non solo le pagine introduttive ma anche appunto un pensiero poetico. Allora, per quanto riguarda invece l'attività culturale, prossimi impegni? Nell'immediato, giorno 18, andrò a rivivere un'esperienza bellissima che già ho fatto l'anno scorso in seno alla rassegna Ottobre Piovono Libri, insieme ad altri amici poeti e alcuni cantastorie. Andremo al carcere Petrusa a leggere, diciamo a fare un recital di poesia, alcune esibizioni musicali per i detenuti. Poi ancora non so bene la data, comunque penso tra questo sabato o comunque l'altro prossimo. Ne darò poi notizie tramite il mio blog, alcune testate locali. Ricordiamolo, il blog? Gero Miceli, poeta.blog.cataweb.it. Dato che mi dici questo, io tengo a precisare che poeta l'ho messo proprio perché favorisce poi la chiave di ricerca, perché è giusto, sai, Scecco Casavanda, devono essere gli altri a dirlo, quindi è giusto per un fattore di chiave di ricerca all'epoca quando l'ho messo. A proposito di blog, di web, da qualche parte io ho letto che tu sei conte di Ladonia, ma cos'è? Sì, è una cosa un po' tra il serio e il faceto. Praticamente c'è un famoso vignettista e scultore svedese che si chiama Lars Vilks, che nel 96 aveva messo su delle sculture astratte in una, diciamo, spiaggia un po' impervia della Svezia. Quando gli fu intimato di demolire queste opere, lui invece dichiarò, diciamo così, anche forse un po' per gioco, Stato indipendente, ovviamente è una micronazione di 1 chilometro non riconosciuta. Ed è diciamo, una cosa, appunto, un regno artistico si potrebbe definire, dove c'è come lingua ufficiale il latino, i capoluoghi sono 2 sculture che si chiamano Nimis ed Arx. Niente, Come si entra a far parte di questo Stato? Niente, io venne a conoscenza di questa cosa un po' curiosa, anche bizzarra. Sì, un po' parnasiana. Perché sono appassionato di altre più celebri micronazioni, così solo a livello, diciamo, storico, che sono il Principato di Seborga, l'Isola delle Rose degli anni 60. E niente, ho mandato un contributo diciamo, sulla decina di euro a questa causa particolare. E l'artista ha ricambiato con questo titolo questa nomina di conte stabile un poco al regno di Redonda, che scherzando nell'Ottocento in realtà poi fu per breve periodo veramente uno stato indipendente. Oggi per esempio ci sono duchi, baroni e marchesi che sono grandi artisti. Riallacciandomi alla domanda di prima,
dei prossimi impegni, stavo dicendo la prossima settimana, penso, ancora non so la data, ritornerò a essere ospite di una radio italiana in Belgio, dopo il programma culturale del Club del Libro Ondivago dello scorso inverno. Questa volta un'altra radio, che è Radio Sì di Bruxelles, per il programma Musica e Parole.